partita tra Principessa contro Malavoglia. Andiamo da Arzano. La partita sta vedendo 3-2. Allora, stiamo giocando male, uno in meno pure ora. l'espulsione di Maro, ricordiamo, per fallo di gioco. Cosa manca oggi per... Stiamo giocando bene, non ci passiamo il pallone. Forse è un po' il saldo. Ok, allora ci vediamo dopo. Un bocca al lupo per il secondo tempo. Stai dicendo che ci insomma tutta la partita, no? Andiamo dal capitano. La cava. State vincendo 3-2, un gol tuo. Sì. Allora come state giocando? Stiamo giocando bene oggi, stiamo giocando veramente come una squadra, come abbiamo giocato forse per tutto l'anno. Solo una partita ho visto meglio di così. Quindi ora per il secondo tempo che farete? Attaccherete oppure diciamo difenderete il risultato? Penso che è arrivato il momento di stare un po' più indietro e cercare di partire. Oppure approfitterete dell'espulsione? No, spero che riusciremo a approfittare qualche spazio in più per il contropiede, stando sempre attenti dietro. Ok, un bocca al lupo e ci vediamo dopo per la partita tra Malavoglia contro Principessa, vinta dai Malavoglia per 5-2. Andiamo prima dai migliori dei suoi, Pisano. Allora oggi cosa è mancato che non è, diciamo, non è andata bene la partita? Da parte nostra è mancato proprio niente, è stato impegno, gioco di squadra, voglia di vincere, ci è mancato l'arbitro, solo l'arbitro in questa partita, ha rovinato una partita. Vabbè, che la prossima, diciamo, a cosa puntate in questo torneo? Come andare il più avanti possibile, impegnandoci sempre di più. Quindi puntare partita per partita. Una dedica, anche se avete perso, almeno per il gol, bellissimo gol nel primo tempo, mi hanno informato. Dedico la mia prestazione alla mia ragazza. Ok, allora in bocca al lupo per il proseguimento del torneo. Marino, grandissima vittoria, grandissime tue parate. Allora, abbiamo giocato bene, siamo riusciti a fare la seconda vittoria consecutiva. Purtroppo la partita è stata rovinata da qualche battibecco di troppo. Va bene, il calcio un po' di nervosismo c'è sempre. È successo a noi, abbiamo giocato in 10, in uno in meno, succede anche agli altri, prima o poi. Quindi cosa puntate, diciamo? Adesso comunque abbiamo messo un po' più di sicurezza sulla qualificazione, adesso cerchiamo di andare il più avanti possibile e giocare meglio, anche che ormai ci stiamo trovando bene. Quindi a questa grandissima vittoria a chi la dedichiamo, dai? Ma la dico a tutta la squadra. Oltre alla squadra non c'è qualche ragazza? No, solo la squadra, no, è meritato. Va bene, allora in bocca al lupo a te, Malavoglia, un arrivederci da me e da Carlo Coppa.